L'ULSS 4 potenzia la propria organizzazione per il periodo estivo su tutto il litorale di competenza, che nel 2024 aveva accolto più di 22 milioni di presenze turistiche, e questo nei vari servizi negli ospedali di Porto Gruaro e San Donà per accogliere i casi più complessi in arrivo dalle località balneari, ma anche le attività territoriali. Per l'estate 2025 sono stati investiti oltre 5 milioni di euro. Diciamo che garantiamo ai turisti tutti i servizi che garantiamo ai residenti, quindi dall'area dell'emergenza urgenza attraverso i 5 punti di primo intervento alla diagnostica laddove serve, o anche ai ricoveri, perché spesso alcuni turisti hanno necessità di ricovero per attività chirurgica o attività medica. Ecco, rispetto a questo prendiamo per esempio il 2024, ha avuto 66.000 accessi ai punti di primo intervento legati appunto all'attività estiva, abbiamo avuto centinaia di ricoveri, pazienti ricoverati, sono stati circa 250 nei nostri ospedali che hanno necessitato di ricovero in area internistica, cardiologia, neurologia piuttosto che chirurgica, oltre 2.000 interventi di medicina turistica, quindi codici minori gestiti dai medici di medicina generale, 2.000 trattamenti di dialisi per turisti nelle 2 postazioni di Bibbione e Jesolo. E ovviamente a questi si sommano tutta una serie di altri interventi minori che vedono magari la persona che è qui per ferie, ma anche chi lavora nell'ambito turistico, recarsi nei nostri ospedali o nei punti di primo intervento per prescrizioni, per continuazione di terapie o per piccoli malesseri che vengono gestiti nell'immediatezza. L'elevato standard di qualità dei servizi dei nostri punti di primo soccorso e in generale della sicurezza sanitaria nei nostri territori è confermata, e è probabilmente uno dei motivi per cui molti turisti, soprattutto di origine straniera, sappiamo quanto è importante nei mercati tedeschi la sicurezza sanitaria, ci scelgono. Il dato positivo è che oltre ai risultati ottimi di tutti questi anni, ogni anno c'è un'implementazione sia nei mezzi sia nelle persone, e questo è un dato importantissimo perché, ripetiamo, in destinazioni mature come le nostre quello che è necessario fare è investire costantemente nella qualità del servizio, e la sicurezza sanitaria e in generale è fondamentale per le nostre offerte turistiche. Abbiamo un dato quindi numerico importante, non diamolo per scontato, perché noi siamo delle realtà a fisarmonica e quindi intervenire ed essere efficienti nel garantire i servizi diventa fondamentale, non deve essere scontato, e quindi noi da un pezzo come sindaci chiediamo il riconoscimento di questo status di città balneare, cioè di quelle città che sono delle realtà piccole, medio piccole d'inverno e che sono delle grandi realtà turistiche d'estate.